I lavori sono stati più impegnativi di quanto si immaginasse, perché appunto è stata l'occasione per una serie di interventi strutturali e antisismici per salvaguardare questo antico edificio. Immagino però che entro la fine di quest'anno i lavori possano essere completati e finalmente si possa socchiudere gli occhi e evadere nel fantastico incanto dell'impossibile. Nonostante qualche rallentamento al cronoprogramma dei lavori per la massima sicurezza antisismica dell'edificio, il 2026 sarà l'anno in cui riaprirà i battenti il Cinema Centrale, una sala storica che diventerà un centro polifunzionale che ravviverà il vivere comune del centro del capoluogo friulano, un luogo non solo di proiezione di pellicole ma anche di incontri, eventi, socialità a 360 gradi. Poiché questo sarà un luogo magico, centrale, di nome e di fatto per il rilancio culturale della città di Udine ma dell'intero Friuli, perché qui non solo sarà l'ultima ridotta romantica dei cinema di centro città, ma sarà anche un luogo dove, in ossequio alla concezione di cultura di frontiera che sostiene la regione, qui si potranno vivere esperienze culturali affascinanti e insieme, riscoprendo così anche il piacere antico di stare bene assieme. È un'agorà dove appunto al cinema si uniranno gli eventi culturali più disparati, un vero e proprio cenacolo, preludio di rilancio culturale della città e del Friuli. Nell'idea degli architetti che guidano la ristrutturazione del Cinema Centrale, la creazione di un corridoio ideale che porti nel cuore della città. Il Cinema Centrale sarà uno spazio polifunzionale, quindi non solo un cinema, vissuto durante tutto l'arco della giornata, sarà aperto per eventi culturali, incontri. Noi l'abbiamo chiamata una galleria urbana e questo ci piaceva molto perché era proprio una possibilità di aprire tutto lo spazio fino in fondo. Per fare questo abbiamo ritagliato un po' le sale, abbiamo, come dire, demolito e tolto tanto di quello che erano state un po' le aggiunte più recenti, proprio per dare spazio, e questa è stata l'operazione principale.